Quarta giornata del girone trapanese della categoria Under 14 regionale. A Castellammare del Golfo si affrontano due squadre che fin qui hanno sempre vinto. Le prime due uscite suggellate da ben 14 gol hanno sorriso ai ragazzi di Mister Pizzitola. Si prospetta più equilibrata la gara contro la Football Castellammare, che punta al salto di categoria in un girone condizionato oltremodo dalla presenza di ben 6 squadre che non fanno classifica. Ospiti che scendono in campo con Valenza di fronte a lui, Colorito, Forte, Lipetri e Gancitato, Caravà, Leone, Centonze in mediana, tridente composto da Calamia, Martinico e Aidoie. Completo azzurro per i padroni di casa, maglia blu con inserti gialli per il Castelvetrano Selinunte, quando grazie all'ausilio delle immagini a cura di Mario Carpinteri passiamo a raccontarvi del film di questa sfida. Primo quarto d'ora di stasi della gara, interrotto da una deviazione sotto misura di Martinico che non inquadra lo specchio della porta. Recupero palla di Repentino di Centonze che serve Aidoie, si gira e calcia in un fazzoletto il fantasista di Mister Pizziro senza inquadrare lo specchio della porta alla prima vera occasione a passare in vantaggio. E il Castellammare con la gran bordata dalla distanza di Eliotropio che sorprende Valenza. Eurogol al Giorgio Matranga e 1-0. Castelvetrano che perviene al pari 7 minuti più tardi con il campanile alzato da Forte, sul quale si avventa Centonze. Bella torsione del capitano castelvetranese che vale l'1-1 di giornata. 3 minuti più tardi Castelvetrano Selinunte che mette la freccia con il pallone vagante in area di rigore, arpionato da Aidoie e scaraventato alle spalle di Stabile. 1-2. Castelvetrano Selinunte che prende il largo poco prima della mezz'ora con Martinico servito direttamente a fallo laterale praticamente alla linea di fondo. Batte Stabile, non posizionato benissimo, passivo che diventa ancora più pesante prima del duplice fischio con Martinico che scaglia un bolide sotto la traversa. Un incolpevole Stabile. 1-4 e doppietta fin qui per il numero 9 castelvetranese. Prima frazione di gioco che va in archivio così sul parziale di 1-4 in favore dei trapanesi. Inizia con un doppio cambio per gli ospiti a ripresa dentro Daidone e Moceri per Lipetri e Caravà, ed è proprio il neoentrato Daidone ad avviare l'azione rifinita da Aidoie che porta alla tripletta Martinico Caparbio a ribadire in rete la corta respinta di Stabile. Risultato che diventa tennistico al 42esimo con la punizione liftata spinta in rete da capitano Centonze che firma la sua doppietta personale per l'1-6 in favore del Castelvetrano. Al settimo della ripresa arrivano altri due cambi per Mister Pizzitola che getta nella mischia Abate e Curreri in luogo di Forte e Aidoie. Castelvetrano Selinunte che gioca sul velluto con Martinico che recupera la sfera sfruttando il fisico imponente, imbucata di Leone per Gancitato che trova l'esterno della rete con il mancino. Ancora cambi con Principalli che rileva Centonze e Castelvetrano che continua ad offendere trovando la settima marcatura di giornata con Curreri in estirata che capitalizza al meglio l'ottimo assist di Leone. Al 52esimo tocca a Pietro Messana prendere il posto di Calamia nel finale scampoli di gala per Stallone che rileva Martinico autore di una tripletta. Dagli sviluppi uno schema da piazzato, cross radente che attraversa tutta l'area piccola dove né Curreri né Colorito trovano l'appuntamento con la sfera. Ed ancora sull'asse Colorito-Curreri il Castelvetrano non riesce a capitalizzare una buona chance all'ora di gioco. Questa l'ultima emozione della sfida. Triplice fischio al Giorgio Matranga di Castellammare del Golfo Football Castellammare Castelvetrano Selinunte è già storia e termina per 7-1 in favore della compagine di Mister Pizzitola a punteggio pieno ma fuori classifica nel campionato Under 14 regionale trapanese. Un saluto allora amici appassionati, appuntamento come al solito alla prossima.